Irruzione della polizia locale nell'istituto alberghiero Maffioli di Castelfranco. Gli agenti con i cani antidroga sono entrati la mattina accogliendo di sorpresa gli studenti. A quel punto è scattata l'operazione. In una classe l'insegnante ha chiesto di chiudere le finestre, ma uno studente ha cercato di disfarsi del sacchetto con la marijuana che aveva nascosto nello zainetto. Il giovane ha deciso di lanciare l'involucro dalla finestra senza pensare che all'esterno c'erano altri agenti. Raccolta la droga, hanno individuato la finestra e poi sono entrati in aula. Il ragazzo ha subito ammesso di averla lanciata e ha chiesto di essere aiutato. L'operazione è poi continuata in altre classi. I ragazzi sono stati fatti tutti uscire, gli zainetti rimasti nei banchi sono stati ispezionati dai cani antidroga, in presenza ovviamente dei rappresentanti di classe. Anche un altro studente è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste dentro lo zaino, quantità comunque modiche per uso personale. I due giovani sono stati segnalati alla prefettura ed inizieranno un percorso di recupero. I controlli invece continueranno anche dopo le feste nei vari istituti.